Buongiorno a tutti ragazzi, come sempre la signora si diverte a minacciare oppure a chiamare un sacco di volte. Stanotte non vi faccio sapere subito, vediamo dove stanno allo screenshot, eccola qua. Vabbè, a parte tutti i messaggi belli belli, che domani mattina presenterò al giudice. Ciao Anna. Quindi diciamo che anche stanotte la signora si è data da fare, quindi procederemo domani mattina con ulteriore aggravamento della situazione. Ciao avvocatella, anche stanotte ha detto che ti farà bella bella bella, cosa che io consegnerò domani mattina al giudice. Aveva anche messaggi per te, comunque sicuramente ce l'ha con te. Comunque ragazzi avrò fatto, mo vi dico io, più o meno 127-128 chiamate. Sì, sì, ha detto che non ti trovano a te, quindi vai tranquilla. Quindi domani mattina consegnerò tutte quante, ho fatto uno screenshot che fa paura. Mi costerà un sacco di... Ah, eccolo qua, 127 chiamate e 121 messaggi. Ciao Vincent, buona giornata. Guarda, a me mi fai solo ridere. Scrivi che chi andrà in galera e ciao Jasmine e chi andrà in carcere. Se parli con me, allora sono io quello che andrà in carcere. Se poi parli con le altre, allora forse saranno le altre. Se invece parli di me, mi sa che purtroppo sarò io quello che andrà a fuorni qua. Quindi te lo dico bello chiaramente, quindi con me puoi fare tutto. Puoi minacciarmi dietro un telefono, addirittura tieni il coraggio di dire che mi hai segnalato su YouTube per molestie. No, capisci? Ha segnalato su YouTube che i miei video sono incitamento alla violenza. Guarda, io mi sto preoccupando che veramente non stai bene. Ma a me non mi fa paura neanche se non stai bene con la testa, quindi io sto più pazzo di te. Quindi io voglio fare la persona normale, sono normale, però sotto sotto ci sta ancora quel Giuseppe di tanti anni fa, quindi non pensare che io scendo dalla montagna o sono un pezzente o sono, diciamo come tu, un morto di fame. Guarda, tu hai detto che io non lavoro, è vero, no? E come riesco a campare? Dimmelo. Ci sarà un modo, no? Quindi non sono scemo come dici tu o pezzente come dici tu. Quindi abbiamo detto tutto, no? Ho detto di sì. Quindi domani mattina procederemo con un ulteriore aggravamento della denuncia fatta già l'altro giorno. Sì, Jasmine ha fatto 127 chiamate e 100 e passa messaggi solo stanotte. Avvocatella, Tiziana, un casino, ha fatto un macello, Elena, ma tutti quanti, diciamo, le signore che lei giustamente non riesce a sopportare. Gli ha fatto proprio un film da paura, tipo serial killer minimo. Quindi domani le consegneremo tutto al giudice e vedremo che dirà. Domani prende il giudice e lo butto direttamente giù da tribunale io invece, rispetto a lei, che io mi vado a bisticciare tutti i giorni con la questura e lei sta dietro al PC. Ho fatto questa fotografia del computer e del cellulare, sta nascosta dietro a un cellulare e un computer, ma io quel giorno la farò passare nel computer direttamente. No, però è troppo piccolo, quindi non ci passa. No, non va bene, c'è una cosa più grande. La TV. No, che è successo? È successo che stanotte, a parte, l'ho detto, c'ho tante screenshot, ecco, 127 chiamate, ragazzi, e 121 messaggi. Tutta la notte si è divertita a chiamarmi e a messaggiare su... Fortunatamente la tengo su filtro molestie, quindi non ne ho neanche sentito uno stamattina, però vado a vedere e mi trovo 127 chiamate e 121 messaggi col suo numero di cellulare, poi continua.
Ti credi che quando andremo a fare la causa io te la faccio bene lì? O ti credi che io ho paura dei carabinieri o della polizia? Il giorno della causa sarà il giorno più bello, ma dovranno mantenermi bene. Allora, spera a Dio che tu stai lontano da me, ma di molto, perché arriverà io, mio fratello, mio padre, dovrà correre la corte di Cristo sul tribunale. Non credo che ci saranno abbastanza carabinieri da fermarci. No, allora, a parte Anna che è un anno e mezzo che la signora minaccia da dietro un computer e dal cellulare, a parte questo, minaccia a tutti quanti, quindi diciamo che a parte me, minaccia a tutti quanti voi, diciamo, ma non voi in senso, solo 3-4 di voi, quindi in effetti ce l'ha con Avvocatella, con Elena e un altro paio, diciamo, Domitilla, un'altra, non mi ricordo, mo. Ah, Incoronata, che Incoronata non mi segue neanche più, Elena non mi segue più, diciamo, l'unica che vuole a finale è solo Avvocatella che mi segue, mi pare. Fabrizio, guarda, senza presunzione, Fabrizio, se viene da me, allora il problema sai qual è, Fabrizio? Io non posso andare ad Agropoli e la vado a prendere, perché sono passibile io dopo di reato, quindi io non sono tanto scemo da andare lì e beccarmi, io dopo passo dalla ragione, passo al torto, quindi il maresciallo qua me l'ha detto, meglio non andare là, non fate casini là, perché dopo ti danno torto a te. Se viene sotto casa invece ha detto, mi raccomando, perché lì dice tu puoi avere ragione perché giustamente dopo un anno e mezzo di minacce tu puoi dire benissimamente che l'hai fatto per difesa tua e qui sei giustificato. No, ma io non ci voglio andare, capisci? Io ho detto che con questa persona, Fabrizio, non voglio avere a che fare nulla. Quella lì si vuole, senti qua, due gemelli monozigoti, come li chiama lei, e la devo sposare, capisci? Una persona che io non conosco, è come se adesso io, che ne so, faccio un esempio a casa, Jasmine la minaccia e dico Jasmine mi devi sposare e voglio due figli. È la stessa cosa. Io non so Jasmine chi è, com'è, capisci che voglio dire io? Quindi, e poi sapendo il mio carattere, no, no, Massimo, guarda, la testa no, gliel'ho promesso al maresciallo giù, diciamo a Salerno, le gambe e le braccia gliele spezzo tutte, questo è poco ma sicuro, no, no, deve stare, non la colpisco, diciamo, in modo violento, io gambe e braccia, gliele rompo tutto a 3-4 pezzi, più ne faccio e meglio è. Lei si pensa di minacciarmi per cellulare, di fare qua, faccio qua, faccio qua. A me mi viene da ridere. Quando io sono andato la prima volta a fare la denuncia, Fabrizio, mi hanno preso in giro alla questura di Salerno. Sai perché? Io abito in una brutta zona di Salerno, diciamo una delle più particolari, diciamo così. E non mi vergogno di dire, io ci sono nato qui purtroppo, non è che posso cambiare la mia vita. Quando io sono andato e ho detto una cosa così, quelli non mi hanno creduto. Ho detto, meglio, vengono a Matirno e vengono... No, perché qua pure i carabinieri hanno discussione con la gente di qua. Ma dice che chi vuole fare, a chi vuole fare a pezzi, a chi vuole deve sciogliere, ma minacce abbastanza grosse, diciamo. Quindi gliel'ho detto, quando vuole venire a scioglierci o a fare, io sto qua a Matirno sempre. Io l'ho detto così, lei mi ha detto che lei passa qua, bussa, poi vedi chi scende giù. Quindi non mi fa proprio paura, non ho proprio, ma neanche nulla, 0,0001%.
No, Vivetta, ma figurati, io non faccio nulla di strano, no, no. Poi dice che lei mi segnala i video, no? Io ho fatto un video dove dico una persona, non faccio nome. Dico di Agropoli. Agropoli vivono tante persone. Incitamento all'odio. Odio di che? Veramente sei tu che minacci, non io. Io sto solo dicendo quello che tu mi dici, però io non faccio nome, non faccio cognome, non dico chi sei, non ho dato il tuo numero di cellulare qua sul video, quindi lo puoi segnalare all'infinito, anche perché YouTube già mi ha risposto. Non dimenticare che io ho 80.000 iscritti qua, quindi non puoi segnalare i miei video. Incitamento all'odio. Ciao Anna. E non lo so, Fabrizio, questo non te lo so dire. In effetti già è stata fermata, in effetti, quindi già ha avuto un avviso dal giudice. Quindi adesso la cosa si peggiorerà ancora sempre di più. Sì, sì, ma hai ragione, sì, però Susanna, io invece ho tutti i messaggi, purtroppo non è neanche stata talmente furba, l'ha messo col suo cellulare, è stata segnalata dalla questura, è stata presa dalla questura già, ha dovuto firmare un documento dove purtroppo lì sta scritto che non doveva più continuare a minacciarmi o a avere contatti con me, sia col telefono, sia sul cellulare, col laptop, col qualsiasi mezzo di comunicazione. Il giudice l'ha imposto a lei questa cosa, che non deve contattarmi in nessun modo, quindi né col cellulare. E perché la procedura è così, questo è il problema, ha detto il questore, dice la procedura è così, adesso il giudice deve fare la, come si chiama? Dobbiamo andare a fare la causa, quindi la causa penale. E poi il giudice sulla causa farà la, diciamo, la sentenza. Però io nel frattempo ho accumulato 1 anno e mezzo di denunce e mi sono andato a bisticciare dal giudice proprio per questo che ho detto cerchiamo di fare la causa prima di Natale. Quindi diciamo che prima di Natale la causa si farà. Quindi credo che io sono andato già dal giudice già l'altro giorno e mi ha detto, mi ha promesso che la causa si farà subito, prima di Natale. Io ho detto, allora aspetto, anche perché sto andando tutti i giorni proprio lì a dare fastidio, quindi mi devono togliere davanti, quindi lo faranno. Ma domani vado di nuovo, dopodomani vado di nuovo, voglio vedere quando faranno la causa, quindi andrò tutti i giorni. 2 o 3 ore vado lì, faccio denuncia e porto al tribunale. Non aspetto che la carta arrivi al tribunale, gliela vado a portare io direttamente al giudice. Perché se aspetta che la questura la porti in tribunale, poi passa tempo e non mi piace sta cosa. Invece io faccio la denuncia e la vado a portare direttamente al PM, quello diciamo che prende le carte del giudice. E così vediamo di fare la causa nel più breve possibile. Quindi credo che la signora si diverte a minacciarmi, a fare. A me non mi fa né caldo né freddo. Viene al mattino, bussa, mi chiama Giuseppe. Così ci divertiamo un po'. Perdiamo un po' di tempo. Così invece di fare lo YouTubers mi diverto diversamente. Così ammazziamo un po' il tempo giusto per fare un po' di divertimento. Però portati tutta Agropoli perché sennò non va bene. Se addirittura vuoi venire da sola. Venire da sola qua è solo da pazzi, quindi te lo sconsiglio proprio vivamente. Poi qua ci sta tutta la mia famiglia, ci stanno gli amici, ci sta la gente del palazzo, quindi immagina quante persone qua scenderanno quel giorno.
A parte i carabinieri che ci verranno a prendere, ma quello non è un problema, siamo abituati, quindi non ci fa proprio paura. Comunque ragazzi, mi dispiace di avervi detto questa brutta cosa qui a mattina, però non volevo scrivere, stavolta mi scocciavo, l'ho detto a voce, che addirittura ma un sacco di massaggi, impotente, scemo, apri un manicomio e chiuditi dentro, senza cervello, pezzente, impara l'italiano. Io non sono italiano, io sono napoletano, quindi perché devo imparare l'italiano? Il cancro vi sta divorando e tante parole ragazzi bellissime, guarda, figlio di vabbè, avete capito che volevo dire. Ti giuro, guarda, io sto aspettando quel giorno di incontrarti, guarda. Ti passerà la voglia di scrivere perché le dita te le farò un centimetro per volta, guarda. Questo video lo puoi anche segnalare, non me ne importa proprio. Perché ti farò ingessate tutte e 5, tutte e 10 le dita. Sì, a te devo fare, a te te l'ha detto, mamma mia, a te che ti deve fare a te. Ma non si tratta di bullismo perché a me la signora non mi fa, ti giuro, guarda ragazzi, non mi credete. Allora, io l'ho sempre detto e lo ripeto a tutti perché qualcuno forse non mi conosce. Io prima di fare, non faccio lo YouTube per mestiere, partiamo da questo che io faccio le fiere. Però quando faccio le fiere e lavoro per 2 o 3 anni di continuo, dopo posso permettermi di stare a casa pure 2 o 3 anni. Partiamo da questo presupposto qui. Quindi quando vai in Finlandia, in Germania e guadagni 80 euro al giorno e tu per 3 anni stai bello fermo, lo puoi fare perché giustamente ho lavorato 3 anni fa di continuo e quindi non ho sperperato il mio denaro. Anche perché volendo non lo potevo fare perché giustamente ero impegnato a lavorare tutti i giorni. Allora fai il calcolo 80 euro per 3 anni, ti fai un piccolo calcolo e vedi più o meno io quanto ho guadagnato. Poi mi dici come fai a vivere. Ma a parte indipendentemente che a te non è che mi devi campare tu, quindi non sarebbe un problema tuo. Quindi su YouTube, l'ho detto e lo ripeto, non ci vivo su YouTube. Sto dalla mattina alla sera perché mi piace fare questo. Può darsi che un giorno il mio canale diventerà famoso, può darsi che non lo diventa, ma almeno ci provo. Tanto ho tempo da perdere, quindi perché non provarci? Sono arrivato a 80.000 iscritti, mo stanno scendendo, stanno salendo, stanno scendendo, però mi piace fare quello che faccio e poi facciamo le notizie che a me piacciono. No, Jasmine, giusto per darle la risposta di quello che voleva. Diciamo, io voglio provare a fare lo YouTuber, che poi non ci riesco. Io faccio le fiere sempre, quindi già il prossimo maggio parto per la Finlandia e quindi tornerò a ottobre. Quindi potrei stare ancora fermo, però me ne vado a fare perché un po' mi sono scocciato di stare a casa, un po' per cambiare un po' aria, in senso che vado dopo un anno me ne vado, un anno, dopo 2 anni me ne ritorno al mio lavoro, bello tranquillo, tranquillo. Poi dopo i 6 mesi mi starò un altro anno e mezzo, 2 anni belli fermi. Quindi della mia vita non devo dare conto a nessuno. Quindi, e questa è la spiegazione che volevi, te l'ho data. A parte che, come dice Jasmine, è una cosa che a te non ti interesserebbe proprio, però te la voglio dare lo stesso. Addirittura un messaggio ha scritto: ragazzi, quando sarai il mio futuro sposo, non dovrei fare lo YouTubers. A parte che io non credo che questo miracolo, perché questo sarebbe solo un miracolo, deve scendere Gesù dal cielo, se scende gli dirò lo stesso di no comunque. Non potrebbe accadere. Quindi partiamo da questo presupposto. Quindi io ti consiglio.
di trovarti davvero un marito, anche perché a 51 anni, quasi ora, se dici perché sono la tua età, giustamente perché quando sono andato dal giudice mi hanno fatto vedere chi sei, quindi perciò so pure quanti anni hai. Io ho 43, quindi ci sta pure la differenza di età. Mia mamma, non dico che mia mamma più o meno sta lì, ma stiamo su per giù là. Però ragazzi, guardate, è una cosa veramente assurda proprio. Davvero, come ha detto Francesco prima lì, non lo so se è una cosa normale o no, questo non lo posso dire io. Domani sarà sicuramente una giornata bruttissima. Domani fra questura, tribunale, ma non lo so, guarda, Nica, Gavino Marcucci, vero? Vabbè, abbiamo detto tutta la parola. Non lo so. No, no, non credo. Il problema adesso questa promette a tutti delle belle cose, in effetti. Quindi domani dovrò portare pure sta roba diciamo, all'igiene mentale di Salerno. Quindi domani sarà proprio un casino esagerato. Sempre perché queste non stanno bene. Quindi domani mattina dovrò andare prima in questura che ho l'appuntamento. Già l'ho chiamato stamattina. Si è fatta la croce con la mano storta prima mattina. Ma figo, grazie Veronica. Veronica Marcu... Vabbè, così sì, Veronica. Quindi già stamattina ho chiamato in questura e hanno detto non venire oggi per favore. Vieni domani. Vabbè. Domani ho chiamato già la dottoressa che segue il caso, diciamo, all'igiene mentale, ha detto domani consegna tutte le carte alla segretaria. Quindi domani proprio una giornata proprio fantastica farò. Poi siccome lì sono lenti, invece di aspettare che la questura consegni la carta al giudice tramite la PEC, che poi si dimenticano, vado io direttamente in tribunale e vado a portare l'ennesima denuncia lì. Così non dovrò aspettare che la questura la invii al tribunale di Salerno. Quindi proprio domani faremo una bellissima giornata, quindi domani saremo impegnatissimi. E per che cosa? Perché la gente si diverte così, in questo modo qua. Quindi lei dice che mi segnala i video perché io incito all'odio e alla violenza. Salute. E tu chi sei allora? Un serial killer allora, qua come scrivi tu? Se io incito all'odio, allora i messaggi che io purtroppo non posso leggere, perché sono parole troppo forti per YouTube. Dopo dicono, ma che ti metti a dire? Quindi mi limito. Sì, sì, Veronica, io mi sto limitando perché YouTube mi ha mandato il messaggio e ha detto scusami una cosa, ha detto no, la signora ha segnalato questo video. Nel video tu parli in effetti di una persona che ti dà fastidio, una persona che ti dice questo, che ti dice, quindi nessun incitamento all'odio, eh. Lei non sa che io sono No, no, lei non sa che io, diciamo, su YouTube sono privilegiato rispetto a chi non tiene un canale, in effetti. Quindi automaticamente se mi segnalano un video, YouTube mi scrive sulle mail e ci dice, signor caro, ma abbiamo preso in considerazione, abbiamo letto, ma il video per noi risulta buono. Quindi, come potete vedere, andate a controllare i video, quelli là dove dico, diciamo, dico di questa signora di Agropoli, li potete vedere tranquillamente perché stanno ancora lì. Quindi li può segnalare altre mille volte perché non sono altro che verità, sono fatti veri. Anche perché tutti i suoi account sono stati tutti segnalati da me. Quindi automaticamente se gli account che lei ha fatto sono tutti segnalati, non può segnalare un video, non lo può fare. Se il suo indirizzo IP è quello lì di sempre,
con tutti gli account che poi lei ripete, in effetti non so quanta avvocatella ha fatto, non so quanta falsi nomi, diciamo, di persone che mi seguono, quindi sono state tutte segnalate, a differenza che cambia che Avvocatella, faccio l'esempio, c'ha 58 iscritti e lei, Avvocatella, vai a vedere, tiene la stessa foto, l'ha copiato interamente, solo che ha 0 iscritti, o al massimo 2 o 3. E da lì mi accorgo che quella Avvocatella è quella di falsa. Quindi l'ho segnalata, ma secondo me un centinaio saranno minime. Quindi diciamo che la cosa è quasi ridicola, ragazzi, ma davvero nel vero senso della parola. Quindi domani, per colpa delle persone che davvero forse non stanno bene, io dovrò passare un'altra giornata tra tribunale e igiene mentale e questura. Stamattina quando ho chiamato in questura si sono fatti le croci. Domitilla, io non ti ho mai detto che tu non potevi rientrare in questo gruppo. Io ho semplicemente, io non ho mai vietato a nessuno di seguirmi. Io personalmente non ti ho mai detto nulla, io non vieto a nessuno. Io dico semplicemente, vedete che questa persona poi, questa persona semplicemente dopo si diverte con te a mandarti messaggi, diciamo così. Poi l'altra cosa che è strana, ragazzi, è che ogni volta che mi contatta qualcuno, ah, quella vuole a te, quella vuole a te, ma è possibile che tutte quante vogliono a me qua? Mi scrive Avvocatella e Avvocatella vuole a Giuseppe. Mi scrive Incoronata e Incoronata vuole a Giuseppe. Incoronata c'ha 70 anni, mannaggia la miseria veramente. Cioè, Elena c'ha 65-66 anni e mia mamma. Cioè, ma come si fa a pensare una cosa così? Io non lo so, guardi, io sono proprio... addirittura mi ha mandato un messaggio che è dell'incredibile. La finisci di prostituirti con queste vecchie zitelle? Cioè, ma scherziamo, ragazzi? Ma Domitilla, ma io l'ho sempre detto sul canale, guarda, io l'ho sempre, l'ho detto 100 volte. Ho detto io sto qua sul canale perché mi piacciono le notizie, il paranormale, il meteo e lo faccio per puro divertimento mio. Non sto qua a cercare una persona oppure a fare il galletto con qualcuna di voi. Non me ne importa proprio di questo, io sono già impegnato. Quindi io non faccio, non mi diverto con le signore, a volte sì ci può stare una battutina, una cosa, però poi finisce là, cioè io in effetti tante persone hanno provato a volere il mio numero di cellulare, però io non è che non lo voglio dare, in effetti lo dico, Avvocatella ce l'ha, però Avvocatella non mi dà fastidio, in che senso qualche volta mi scrive e basta, invece ho dato il numero. No, no, ho dato il numero ad altre persone, però mi scrivevano in continuazione, cioè tutti i momenti mi scrivevano, cioè voglio dire io, tu stai sul, come si chiama, WhatsApp, no? Non mi puoi tenere impegnato tutto il giorno, che fai, dove sei, e così, e così. Quindi ci sono state persone che lo hanno fatto così e io l'ho bloccato, quindi io con Avvocatella non è che mi metto a scrivere tutti i giorni, qualche volta un mese tutto bene, come stai, qua, là, sì, mi è piaciuto il video, qua, là, ma così finisce. Invece ci sono stati pure ragazzi, gente grande però, che mi scrivevano, Giuseppe, io voglio fare lo YouTube, come devo fare, cioè, però erano proprio troppo pesanti, cioè non potevo rispondere ogni momento, faccio un video. E quello mi arrivava, Giuseppe, ma come si fa lo YouTube? Se anche io lo vorrei fare, però era una cosa continua. Cioè, io devo, allora, partiamo che come tutti quanti faccio, diciamo, sto vicino al computer, devo fare un video, quello si mette a scrivere, Giuseppe, io vorrei fare questo e questo, quindi in effetti, cioè i miei impegni pure io. E poi, no, no, l'ho detto che tu non mi dai fastidio
nel senso che ti metti là a scrivere no, ho detto non è che io e Avvocatella ci scriviamo in continuazione, quindi ogni po' ci sentiamo così, ma un minuto, 2 minuti, poi finisce. Invece le altre persone che io avevo dato WhatsApp, no? Si mettevano ore e ore, io mica potevo stare, arrivavano messaggi in continuazione. Io dicevo, vabbè, ci sentiamo più tardi, semmai per fare l'educato e quello continuava a scrivere. Allora lo blocco perché non si può, ragazzi. E diciamo che era diventato pesante, quindi in effetti l'unica che ho è solo Avvocatella come amica su WhatsApp. Ma non perché io non lo do all'altro, gli altri pure possono cercare la mia amicizia, io non lo metto, però, come ho sempre detto, col numero di cellulare, non con Messenger, perché voglio vedere il numero di cellulare, anche perché non deve corrispondere a quella persona lì. Quindi, quando mi mandano l'amicizia, mi devono mettere il loro numero di cellulare e poi, giustamente, non devono essere pesanti che si mettono a scrivere ore e ore. Quando abbiamo detto ciao, come stai? Tutto bene? Casa? Poi 1 minuto, 2 minuti, 3 minuti, ma poi basta. Poi se mai verso la sera mi vuoi fare un altro messaggio va bene, però non è che io posso stare mezz'ora a scrivere su WhatsApp. Poi può capitare un giorno che uno scrive 10 minuti e vabbè, perché se vorrei rispondere a tutti i 79.000 quando me ne esco da qua. Diciamo che i più stretti, quelli che mi seguono da tanto tempo, come Avvocatella, come Elena, diciamo, beh, mando diciamo, l'amicizia, ma poi ci sentivamo poco in realtà, quindi sì, Salvatore, sì, perché è proprio quello che sbagli, che ci sta di male. Io quando faccio la diretta, faccio i video, quanti errori che faccio, ma quelli a volte mi dicono imparati l'italiano, ma ragazzi, io l'italiano purtroppo qua da me si parla il dialetto fisso, quindi è naturale che per me sbagliare l'italiano è naturalissimo per me perché io qua già come mi sentite parlare così già per me è difficile. No, ma io ma figurati, a me non me ne importa proprio. Io l'ho sempre detto che mi importa più che dà fastidio al canale, che dà fastidio alla gente, minaccia uno, minaccia un'altra, quindi non è, guarda, sinceramente non è per me, è più per i miei iscritti, perché di questa mi deve dare fastidio. Sto cercando di creare un canale che può andare bene e può andare male, per l'amor di Dio, uno ci prova, tante volte va, tante volte le persone sono diventate famose, tante volte no, quindi io l'ho sempre detto, quindi spero un giorno il canale vada bene, oppure non, ma figurati, io ci provo, stiamo sempre là. Quindi io sto da qui dal 2007 su YouTube, non è che lo sto facendo da oggi. Solo che ultimamente, siccome ho lavorato molto, mi sono fermato un poco, anche perché lavorare 3 anni di fila non è bello. Stare fuori poi dall'Italia per 3 anni non è stato bello. Cioè, venivo a Torino, caricavo e partivo. Venivo a Torino, oppure facevo un po' di Nord Italia e poi ripartivo per i paesi esteri. Quindi guadagnavo bene, l'ho detto sempre. Quindi, con quei soldi che io ho fatto 3 anni, sto ancora vivendo adesso tranquillamente. Quindi, diciamo che ho fatto 3 anni di sacrifici duri, poi mi sono separato e quindi, diciamo, in effetti, che vivo, adesso sono di nuovo fidanzato, in effetti. Quindi automaticamente io sto vivendo con i soldi che ho guadagnato, quindi anche se come dice Jasmine, ma perché lo devi dire? No, ma è giusto per fare un'affermazione, una cosa, di che quella mi scrive che addirittura mi devono mandare i soldi, Elena, Tiziana, e tutto il resto mi devono mandare i soldi a me. Cos'è? Ti servono soldi e ti prostituisci sotto le sottane? Io mi prostituisco con. Allora, io vado da Salerno, vado in Friuli Venezia Giulia e mi vado a prostituire e poi me ne torno a Salerno. Capisci che voglio dire? Ma è pazzesco, guarda. Per fare un biglietto per andare a Friuli Venezia Giulia.
ci vogliono, secondo me, da qua a Salerno ci vogliono minimo 100 euro. 100 euro per tornare, 200 euro. Quindi, quindi diciamo, avvocato, minimo se mi devo prostituire mi deve da 1000 euro. E se no 100 andare e 100 a venire, poi sono 200 euro. E ci devo guadagnare. Ma la vogliamo finire, ragazzi? Ah. Ma queste, secondo me, quando la legge domani mattina, queste esce pazzo, queste non mi crede. Fortunatamente che lei lo fa col suo numero. Quindi quando quel... Grazie, avvocato. Eh no, se no, se quello mi dice mi prostituisco, se devo salire per 100 euro, solo il biglietto andata e ritorno, poi vado a meno, quindi devo andare a più, o no? Ma poi addirittura un messaggio mi dice incoronata. Incoronata, ragazzi, c'ha oltre 70 anni, come pure Elena. Cioè, ma davvero si pensa che io vado con persone così? Ma non ci penserei ma neanche lontanamente. Ci sarà gente, per l'amor di Dio, che ci andrà con persone molto più... Ma non è il caso mio. Fortunatamente me ne scelgo sempre più giovane, quindi meno male. Ma no, ma non è Jasmine, io non ci penso proprio, però affermare queste cose non è da persone, cioè, non lo so, cioè, Elena, una signora di 65-66 anni, mia mamma ha 64 anni, incoronata e tiene una settantina d'anni. E- Allora, l'unica sarebbe Avvocatella che ha più o meno 48 anni, mi sembra, e io dovrei andare a Friuli Venezia Giulia poi. Cioè, devo andare un attimo in Friuli Venezia Giulia. Sta qua dietro da Salerno. E poi Avvocatella è sposata, felice e tiene figli. Quindi partiamo da questa cosa che non è che sta da sola, dice vabbè, Giuseppe, tu no, Avvocatella è felicemente sposata, quindi ha 3 figli, quindi non è il suo caso. Quindi, tanto per dire come sta la cosa. Quindi è tutto un casino, ragazzi, nel vero senso della parola, no? A volte uno mi dice, Giuseppe, ma tu la parola casino non la devi dire. Vabbè, perché io casino non dico casino, come vuole intendere lei. Casino dico, qua si dice a Napoli casino perché significa caos, cioè una cosa caotica. A volte su YouTube incontro proprio persone proprio strane, dice che casino è una brutta parola. Meno male. Quindi se sente bisticciare qualcuno qua a sud dice e chi siete? Sì, Jasmine ti giuro, ha detto che una signora mi scrisse, guarda Giuseppe, la parola casino non la devi dire nei tuoi video, anche perché è una brutta parola, ha detto, meno male, questo se viene qua e sente quando bisticciamo noi, ha detto questo si fa le croci, ha detto, sicuramente. Se casino è una brutta parola, allora quello che mi scrive la signora non so che sarà... No, ma io casino intendo caos, caotico, quella è la mia... Quando dico la parola, ma vado a casa trovo i gemelli figli di mio fratello che fanno diciamo bordello, come dico io, che casino, ma mamma mia, e che sta... e me ne vado, tanto per dire, quindi è una parola usata proprio facile. Quindi ieri ho provato a chiamare mio fratello. Sì, confusione. E stava quell'ombra di merda di mio nipote, di mio sobrino, che io chiamavo passami a papà e quello e mi attaccava il telefono. L'ha fatta tutta la sera. Ho chiamato 8 volte a mio fratello, c'aveva il cellulare in mano, non sono stato capace di chiamare, ho dovuto chiamare la mamma. Poi quando vado lì che faccio, dice zio, 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 e io dico tu sei un'ombra di merda. E si mette a ridere, c'ha 4 anni ma sta proprio da fuori, come dico io, vabbè. Quando vado là 5 minuti e dico ce ne dobbiamo andare perché qua non è cosa.
No, questo qua è quello là che stava a Torino, che ha avuto il trapianto e fortunatamente sta benissimo. Quindi siamo stati, quando io lavoravo a Torino, stavamo al Lingotto, quindi là sta LH Lingotto, un hotel a 5 stelle, e lì io e mio fratello abbiamo fatto la foto col famoso Lino Banfi, che poi sta su Facebook pure, su Instagram. Una persona davvero. Abbiamo fatto la serata sul divano dell'H Hotel di Lingotto con Lino Banfi e la sua. Ci sta una signora che lo segue, che forse sarà non la sua governatrice, non lo so, ma comunque ci siamo proprio divertiti. Lino Banfi per noi in effetti ci siamo cresciuti coi film, quindi io e mio fratello stavamo giù, ma ci siamo davvero divertiti. Poi lì arrivavano tutte persone importanti, lì gli è arrivata la squadra di calcio di Genova, arrivavano tutte ma persone tutte importanti. In effetti già sull'entrata come entri vedi una Ferrari parcheggiata, vedi una Porsche, ma davvero di tutto ragazzi. Quindi, mo domani mi tocca andare di nuovo a fare io ho perso il conto delle denunce, guardate ragazzi, vi giuro, è una cosa pazzesca, ma io gliel'ho detto al maresciallo, verrò tutti i giorni a fare la denuncia, finché non la pigliate, la prendete, prendete provvedimenti. L'ultimo giorno ho visto il cielo brutto con il questore stava, io ho letto la scritta di sezione anticrimine, ho detto meno male che questa qui sta scritta sezione anticrimine. Grazie Domitilla. Quindi stavo in questo ufficio e qua stava bello scritto sezione anticrimine. Ho detto saluto, questa è la famosa sezione anticrimine. Lascio immaginare le altre, ho detto. Vabbè ragazzi, guardate, è davvero, guardate, stiamo proprio arretrati. In Germania sono stati, in Finlandia, quando succedono una cosa di queste in Germania, ragazzi, fanno paura. Una volta parlavo con uno del posto che era italiano e si parlava, sapete, come vanno le cose qua, come vanno le cose in Italia, e dice che una volta il figlio ha solo molestato così a voce un ragazzo, neanche una ragazza, un ragazzo. Il figlio aveva 20 anni, ha minacciato. Ma no, guarda, ma no, no, però a parte che io non. La signora ha preso il 612 bis come articolo, in effetti, quindi stalking e rischia da 1 a 6 anni di carcere. Quindi, tanto per dirti che la condanna a lei è 612 bis diciamo, del penale, è penale questa cosa, quindi sta rischiando da 1 a 6 anni di carcere, poi dipende dalla gravità dei fatti, quindi calcolando che è 1 anno e mezzo che continua, nonostante diciamo il giudice le ha dato l'imposizione di non chiamare più, lei lo sta facendo ancora senza importarsene, quindi sta continuando, diciamo, la sua opera. Quindi credo che il giudice, non dico che dia la massima pena, ma io dico che una a metà gliele darà sicuramente, quindi su questo non ci piove, anche perché lo so, perché qui ho tanti amici che purtroppo, come ho sempre detto, vivo in un luogo, diciamo, dove la gente sta molto in strada, così un po' a volte uno lo fa perché gli piacciono i soldi, a volte lo fa per esigenze, comunque ci sta un sacco di ragazzi qua che fanno queste, diciamo, attività poco legali, quindi in effetti quando tu fai lo stesso errore, il giudice ti dà poi una condanna pesante, in effetti rubare e ti ho dato 5 mesi, la seconda volta sei andato a rubare e ti do 8 mesi, la terza volta ragazzi il giudice applicherà la massima legge, perché dice tu allora lo fai di proposito. Sì, questo è recidivo. Guarda, la cosa strana che mi dicevano gli amici di qua, ti faccio un esempio, no? Facile, facile.
Se io stamattina vado a fare una rapina, prendo un anno, facciamo un anno, no? L'anno prossimo, semmai, faccio un altro reato diverso, faccio il contrabbando di sigarette. Pur essendo già io condannato precedentemente per rapina, siccome il reato non è lo stesso, è come se io non avessi quel reato lì che ho fatto non a conto per il giudice, perché è diverso. Penso un po' la legge italiana. Quindi non è che dice, vabbè, ma allora tu una volta fai una rapina, una volta fai il contrabbando di sigarette, allora non la vuoi finire? No, no, ma la sapevo già perché purtroppo quando avevo il bar pure io sono stato condannato, quindi le so le leggi. Ah, eccola qua, è tornata ragazzi. Vi mando il messaggio di lei in diretta. Ha detto che io ho 43 anni, lei ha 50 anni e io sembra mio e io sembro suo nonno. E beh, ti rispondo no, facilmente. Brava, allora siccome sono tuo nonno, no, lascia stare. Facile, no? Siccome io sembro tuo nonno, come tu mi dici, no? Va bene, io lo ammetto pure, io lo riporterò male, io sono ingrassato. È brava, quindi cerca uno più bello, uno che ha soldi. Sì, sì. Ah, che tu sembri mio padre e io tua figlia. Ah, tu 50 anni sembri mia figlia. E appunto io non faccio l'incesto, quindi non posso stare con mia figlia, mi dispiace. Quindi hai ragione, ti do ragione su questo. Quindi io sono una persona molto doc, quindi non posso stare con una che è mia figlia. Quindi mi dispiace, non si può fare nulla allora. Perché dopo dice che ti sei messo con tua figlia, quindi no, mi piace. No, adesso è. Come ti chiami adesso? Anna? Ah, già, Anna Agropoli. Sì, e ti hai ragione, sì. Anna. Guarda, ti dico la verità, Anna, il giorno che ti incontrerò, sì, 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 non sarà tanto bello, stammi a sentire. Te l'ho detto già l'altra volta, sei venuto in pace qui, sei venuto a ragionare, hai voluto parlare, siamo stati educati noi. Quindi tu ti sei comportata bene, noi ci siamo comportati bene. Quindi è giustamente, è giusto che sia così. Adesso la cosa è un po' cambiata. Io ti sto aspettando da un anno e mezzo. Allora, io ti dico una cosa, no? Se tu tieni il coraggio, no? Perché tu il coraggio non ce l'hai. Tu dici che sei bellissima, no? Tu metti la tua foto su internet. Pure fai un video, fai che cosa vuoi tu. Io ti dico, su 100 persone diranno di no. Ti puoi scegliere anche uomini, ti do pure questa scelta. Allora, io ti ho visto a te. Tu dici che sei come mia figlia, e si vede che dallo specchio non ti vedi bene allora. Pure io lo so che ultimamente sono ingrassato, ultimamente, quindi io mi definisco come dici tu. Ultimamente, diciamo, sono molto ingrassato, quindi non so più quella bella persona che quando hai trovato qui, no? Quindi, diciamo, sono ingrassato una decina di chili, quindi io lo ammetto perlomeno, no? Tu dici di essere bella, di avere 25 anni. Sì, d'accordo. Metti una foto. Io non dico che devi fare un video, basta mettere una foto. Fai un profilo con la tua vera faccia. Poi lasciamo giudicare le persone. Le donne le voglio escludere perché le donne giustamente potranno dire di no tutte quante. Quindi io faccio solo uomini e mi devono dire cosa ne pensano di te. Tutti e 100, 200. Facciamo un sondaggio. Sì, ma allora tu dici che sei bellissima, no? Ma vogliamo vederlo?
Pure io posso dire io su no, Garca no, perché fortunatamente non sto dall'altra parte, quindi no. Però posso dire pure io che sono bellissimo. E metto sempre la foto col cappuccio, quella lì che vedete lì adesso. E nessuno può sapere se io sono bello, se sono brutto, se sono grasso, se sono... Nessuno lo sa. Quindi come faccio a sapere? Faccio a dire io sono bellissimo? Qualcuno mi può dire sì, metti la foto. Cosa che io ho fatto, eh. Io l'ho messa la mia foto. Quindi la gente avrà a chi sono piaciuto, a chi non sono piaciuto. Quindi diciamo che ognuno poi non è detto che una persona bella debba piacere per forza. Quindi tu dici che sei bellissima, che sei... vabbè, ma tu lo dici. Pure io lo posso dire a me stesso, oppure Jasmine dice io sono bellissima, oppure Avvocatella dice sono bellissima. Sì, metti la foto, vediamo. Però metti la vera foto perché io so chi sei. Quindi mi ricordo la tua faccia. Quindi metti la tua foto vera. Io dirò ragazzi sì, è lei. E poi i ragazzi faranno un sondaggio. Dici sì, è bella, sì, è brutta, sì. Scusami, cosa ti costa a te? Tanto, che cosa hai da perdere al finale? Qualche cosa? Se qualcuno di voi carica una foto del suo volto, del suo fisico, non credo che cambi qualche cosa. Allora, lei sta dicendo che io sono suo padre. Lo dicono gli uomini che sono bella. Partiamo che gli uomini per natura, te lo dice uno che è stato in strada tanti anni, l'uomo per natura prende a capo, cioè voglio essere più sintetico, quindi diciamo che un uomo, addirittura una volta uno mi disse, vabbè che mi importa Giuseppe, basta che respira. Quindi lascio immaginare già gli uomini che persone sono. Io sono uomo, eh. Quindi ci stanno molte persone in giro, ma molte, che una persona che io non andrei mai, per loro sarebbe, che se ne importa, basta che respira, mi disse questo, e io pensai salute, andiamo bene. Quindi tu dici così. Dobbiamo vedere i tuoi uomini però chi sono. Quindi, allora, se io avrei non una lista, perché non è che quasi sta la lista, io saprei che tu hai avuto 100 uomini, sei stato con 100 uomini, uno più bello dell'altro, ma si dovrebbero avere le prove. Qua prove non ce ne stanno, tu lo dici tu di bocca tua. Io sinceramente sì, io non sono stato un Don Giovanni come dici tu, che io corro qua, corro là, ecco, io ne ho avuto solamente tre, con questa che sto adesso. L'hanno visto tutti su Facebook, su YouTube, tutte quante hanno detto che erano bellissime, quindi non l'ho detto io, l'hanno detto la gente, quindi le persone su YouTube, le persone su Facebook, non l'ho detto io, perché se io dico che erano belle, dice Giuseppe, sì, vabbè, però facci vedere questa chi è. Io ho fatto vedere le foto e ha detto salute Giuseppe. Quando ho fatto vedere addirittura l'altra, quella che mi sono separato, ha detto salute, beh. Allora tu dici che è brutta, mentre il 99% ha detto che erano belle. Tu dici che sei bella, vabbè, carica una foto. Invece di fare Anna A, togli questa A, metti direttamente la tua foto completa. Sì, sì, tu dici che... Però, perché tutte quante hanno detto che è bella? Poi tu hai detto anche l'altra, quell'altra amica che mi sono separato che era brutta. Ho detto era 1,70, era bionda, occhi azzurri, cose che gli uomini se le sognano, quindi... E tu lo stesso hai detto che era brutta. E la gente ha detto che era proprio perfetta. Sei tu solo che lo dici così. Come funziona sta cosa? Tutte quante.
gli uomini, tutti, sono tutti in modo. Qua non parliamo, te lo ripeto, qua non parliamo di Avvocatella, Incoronata, Elena o queste qua. Qua parliamo delle altre persone. Quindi non stiamo parlando di queste quattro che tu credi che io faccio il Don Giovanni perché la Lex è un armadio. Allora, scusami, siccome tu dici di essere perfetta, vogliamo anche giustamente le prove. Dacci le prove che tu sei perfetta. Scusa, che ti costa? Tu dici che sei perfetta. Vabbè, metti una tua foto. La mettiamo sul video e diciamo, ragazzi, secondo voi questa persona com'è? Date un giudizio. Allora, non contiamo il giudizio di Avvocatella, Incoronata, di questi. Io non lo conterò. Io dico delle altre persone, quindi andiamo a vedere gli altri 79.000 persone. Quindi togliamo queste quattro che giustamente diranno è brutta. Quindi io non dico che valgono i voti. Allora, tu dici che era sovrappeso. Guarda, quando sei venuta qua, tu non eri snella. O forse non ricordi. Io mezza volta ti ho visto. Quindi non mi ricordo che eri una silhouette. No, Carla, qua non si tratta, io devo dire la verità. Quando è arrivata qua, io ho visto una donna più alta di me, molto grossa, quindi lei parla di che diciamo che è una silhouette, quando mai? Sì, ma rispondi a me, tu hai detto che era un armadio, vabbè, era grossa, ci sta pure, no? Però non mi risulta che tu sei snella. Purtroppo non è, io ti ho guardato e ti ho visto, quindi non puoi dire che io. Eccola qua, sta in diretta la tua amica, guarda, la signora Anna A. Sta dicendo che lei è bella, più bella delle mie. Guarda, io non ho le travegole, io ho detto, non ho detto che eri enorme, io ho detto semplicemente che eri grossa nel senso, non grassa, grossa nel senso di doppia, quindi non magra. Tu stai parlando che la mia ex era grossa. Allora, metti una foto, fai giudicare, il voto di Avvocatella te l'ho detto non vale, il voto di Incoronata non vale, il voto di quello non vale, facciamo giudicare alle persone. Come il mio video, io quando faccio un video lo guardano 2-3 mila persone, come a volte un video lo guardano 100 persone. Va bene, ok, metti la foto. Pure io adesso ho 10 kg in più, prima quando sei venuta io stavo 10 kg in meno, quindi adesso sono un po' ingrassato. Quindi metti la foto. Tu dici di essere così, va bene, giudichiamo. Io faccio il video, se viene visto da 50 persone non è piaciuto, se viene visto da 2000-3000 persone minimo è stato bello, gli è piaciuto il video. Quindi questo è il discorso, no? Quindi ho detto togliamo i voti di Avvocatella, va bene, e aspettiamo il video. Aspettiamo il video e poi diamo un giudizio, senza essere ipocriti come dici tu e senza il commento di Avvocatella perché ogni volta diciamo l'hai minacciata e tutto, quindi diciamo che Avvocatella al 100% dirà che sei brutta, quindi non voglio mettere diciamo, i loro, diciamo che giustamente ti diranno che sei brutta. Non voglio contarli quelli altri là. Voglio contare quelle degli uomini, semmai. Così di ragazzi qua ce ne stanno un sacco. Contiamo quelli dei ragazzi. Pure io nei 2 anni ho perso 40 kg, sì, lo so benissimo.
L'ho fatto pure io, ho perso 40 kg in un anno però, non in due. Quindi lo so benissimo che si possono mettere tanti chili, però vogliamo vedere, non è che io ti dico, io te l'ho detto, adesso sto 10 kg di più di l'altra volta, quindi perlomeno dai prova. Poi lasciamo giudicare le persone, quindi te l'ho detto, togliamo Elena, Avvocatelli incoronata e qualcun'altra, no? E vediamo che cosa dicono le persone, quindi dai la soddisfazione perlomeno di poter giudicare. Quindi tu dici che carica un video e noi aspettiamo il video. Quando il video è pronto, andiamo tutti quanti a vedere come sei, come non sei e devono dare un giudizio. Chiamerò tutti quanti io del mio canale a tutti quanti e mi devono dire sinceramente cosa ne pensano. Un giudizio da 1 a 10. Li chiamo tutti 79.000 io. Tutti 79.000 persone, indifferentemente che sono ragazzi, ragazze, li metto tutti quanti su quel video lì. Allora, la foto mia la conoscono tutti. Metti la tua e poi diciamo pure che vogliamo, se la gente mi dice se io con te sono tuo figlio, quindi la gente la foto mia la sa, ma la posso rimettere un'altra volta, non è quello il problema. Però giudicheranno pure se è vero quello che tu adesso dici. Se io, se tu sembri mia figlia. Tu dici che io, nonostante abbia 43 anni, tu rispetto a me sei mia figlia. Mettiamolo, vediamo. Io carico la mia foto, tu carichi il tuo video e facciamo giudicare le persone. Cosa ci costa? Niente. Io ci metto un secondo a caricare la mia foto, non di più. E poi diamo un giudizio. Vabbè, ragazzi, io vi lascio. L'ho bloccata oramai, ragazzi. Quindi è stata bloccata. Quindi se vuole mette la sua foto, il suo video come dice lei. No, l'ho bloccata ragazzi, quindi non potete scriverla più, quindi è finita. Quindi se vuole mette il video, giudichiamo. Lei dice essere questo, questo. Vabbè, io ho detto, ma che ti costa? Carica un video. E non voglio neanche un video, una foto, perché io so chi è lei, in effetti, l'ho vista la faccia. L'ho vista anche al tribunale, quindi so com'è. Quindi io dico apertamente, metti la foto. No, grazie, lei ha detto che è bellissima, che è alta, snella. E quindi ho detto, vabbè, carica la foto e diamo un giudizio. Quindi non ho detto nulla di strano, grazie. Dacci l'opportunità di poterti dire sì, è vero oppure non è vero. Cosa ti costa? Io credo nulla, eh. Vabbè ragazzi, dai, questo video è durato un'ora e tre, anche perché poi è arrivata addirittura lei in diretta, quindi abbiamo fatto la diretta con quella che puntualmente tutti i giorni mi fa, diciamo, la festa, diciamo così, non diciamo sempre brutte parole, va. Vabbè ragazzi, buona domenica a tutti, quindi oggi non vi scassate, mi raccomando. Eppure io adesso 10:24 già devo pensare che cosa cucinare per oggi, quindi oggi niente ragù, faccio una cosa bella più. Mi sembra che faccio proprio una pasta con i funghi. Un amico mi ha portato dei funghi, porcini, misti, un po' misti di tutto. Mi sa che mi farò tipo una tagliatella con i porcini proprio, va. Sono porcini, chiodini, è tutto misto. Ciao, Ale, ciao. Vabbè ragazzi, poi vado a vedere che devo combinare da mangiare, va. Ciao a tutti ragazzi, ci sentiamo dopo. Ciao Jasmine.